C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo centro anch'io qui su Teletutto, grazie per essere con noi. Dalla chiesa di San Giorgio, conservato nel museo diocesano della nostra città, arriva questa Madonna con bambino e i santi Leonardo e Francesco di Paola. Questa imponente pala si trova nella chiesa di San Giorgio, a pochi passi dal complesso di San Giuseppe, dove hanno sede le collezioni del Museo Diocesano. L'opera risale al 1737, la Vergine con il bambino sulle ginocchia è seduta su un trono. Sopra di lei solo una coppia di angioletti sfumati nel cielo sbucano dalle nuvole. San Leonardo, patrono dei carcerati, sulla sinistra indossa una tonacella sopra la lunga veste. Sulla destra invece inginocchiato San Francesco di Paola, che regge un bastone con la scritta Caritas. Davanti a lui un libro aperto per le orazioni. Alle spalle di San Francesco di Paola le anime dei purganti chiudono il cerchio della narrazione iconografica. Amanti della cucina bresciana, è vero o non è vero che un buco di ghi se il mangia col chigianì? Fiona e Nadine dall'Austria, qui a passeggio in questa giornata un po' umida a Venezia. Siamo a Ponte di Rialto e c'è l'interrogazione, non sono italiane, è austriache. Provi tu, Fiona? En bu kudici sel mangia col Chigiani. Col Chigiani? Sì, Chigiani, cucchiaio. Vi piace il cotechino? Se venite a Brescia dovete mangiare il cotechino, anche lo spiedo. Verrete una volta a Brescia? Can you arrive, go to Brixia, Brescia, Venezia, Milan, Milano, Brescia? In the middle? Yeah. Vi aspettiamo, Garda Lake. Yeah. Ok, yeah. Ha detto che vengono, abbiamo strappato la promessa. Bene, adesso dove andate? Where you going now? So we're going to find a different spot where you can take a photo. Io ho capito che devono ritrovarsi con i loro compagni perché sono in gita scolastica. Se qualcuno ha capito diversamente ce lo scrive a Teletutto, va bene? Grazie ragazze, brave, congratulazioni, salutateci l'Austria. E Mbu Kudighi se il mangia col Chigiani. Continuiamo. Marie e Cristofa Ponte di Rialto che si stanno cimentando con il nostro dialetto bresciano. Brava signora Marie, anche da noi c'è Marie, Valtrompia, Valsabbia, pieno di Marie. Mbu. Kudighi sel mongia. Sel mangia col Chigiani. Gianni. Mbu. Ripetiamo, dai che brava Marie, brava. Mbu Kudighi sel mangia col Chigiani. Brava Marie, bravissima. Un buon cotechino si mangia con il cucchiaino. Quando verrà a Brescia, signora Marie, le faranno assaggiare il cotechino, lo mangerà anche lei e dovrà mangiarlo col cucchiaino perché il cotechino deve essere cotto tanto e quindi deve essere tenero. Ok, questa attenzione. Grazie. Bene. Lei ha già visitato un po' Venezia? Un poco? Già. No, Venezia sì. E ancora un po' di visita a Venezia, qualche giretto ancora, questa città glielo riserva, va bene? Grazie Marie, un caro saluto. Ciao. Tutto bene. Ponte di Rialto è tutto, alla prossima, grazie. Canta in coro, non posso andar più via, perché Venezia mia m'hai fatto innamorare.